ragazzi, scusatemi, ma sono cotto il periodo che non dormo. Mia moglie è russa forte, ma forte, forte proprio. Ma non riesci a farla smettere? Ma che? In nessun modo. Niente. Io tipo la mia, quando russa gli faccio... Sì? Sì, smette? Se magari fa così sua moglie cessa. Oh, sua moglie cessa, te lo dici a qualcun altro, va bene? Guardati a tua, oh! No, ma aia, Guarda ma sto intendevo qua. dire non quello, che cessa nel roba. senso che smette. Anche se è stanco riesci, assessore, a provare? Ascoltate, provo, se sbaglio mi elettrificate, va bene? Rettificate. Senz'altro. Elettrificate, se già folgorate suo, anche elettrificate. Prego. Care giornalisti, cari giornalisti. Che già al contrario. Benvenuti alla presentazione del spettacolo Capodanno World Tour, unica data di Marco e Pippo, il trio comico, che si terrà il, se non ricordo male, 31 dicembre, ragazzi. Bravo, assessore. Ma bravo Costa, se il 31 dicembre è Capodanno, ovvio che è il 31 dicembre. Ha fatto giusto. Quando che scominci una nuova avventura, non sai mai cosa che ti può capitare. Per esempio, i miei amici Fonso e Teresa, appena finito il trasloco, mai immaginavano che dentro la loro nuova casa c'erano 10 nidi di vespe. Proprio non lo sapevano, si dice infatti ignari delle vespe. Poi segnari delle vespe. Sì. Sarei igna. O ancora, il fiore di loto cresce e sboccia prendendo energia dal fango, solo dopo lo puoi togliere. Si parla infatti di estrazione del loto. Giusto, giusto. Ma giusto Costa, l'estrazione del loto è un'altra roba. Vabbè, Eraclito stesso diceva, Eraclito. senz'altro, che su di un cerchio ogni punto di inizio può essere anche un punto di fine, no? Questa è giusta. Ecco, questa frase io non l'ho tanto capita. Se qualcuno sa che cazzo che vuol dire, mi scriva via mail, grazie. Sì. Ogni modo, gli inizi sono sempre qualcosa di speciale. Un po' ci spaventano e un po' ci emozionano. Tipo come i clown che a volte li vedi e fai ma se li cati di notte dentro casa fai un colpo e ti viene paura. Si parla infatti di claustrofobia. Bravo, assessore. Ma bravo assessore Costa, ma non è claustrofobia in quel senso. E allora come fare a vivere bene un nuovo inizio? Beh, ce lo spiega il ricercatore tedesco Alvise Boscolo. Tedesco. Sì, seria un mio amico de Ciosa, ma se dico ricercatore ciosotto non mi crede nessuno, ragazzi. Ah, giusto. Tedesco Che giusto, ma se sei ciosotto perché deve Tedesco, dire tedesco? no, tedesco. L'illustrissimo Alvise Boscolo dice che per iniziare bene qualsiasi cosa bisogna applicare le 3 S. Ascoltare il tuo cuore, Ascoltare. Così non tacca con S, no? Sì, ma inizia con la A la parola, non con la S. soffegare le tue paure e sorridere. Ecco che alla domanda come vuoi scominciare il 2023, ascolta il consiglio di Alvise Boscolo. Ascolta il tuo cuore, soffega le paure e sorridi con Capodanno World Tour, unica data. E vi annuncio che ci sarò senz'altro anch'io. Evviva! Bravo, assessore! Grazie. Bellissimo il discorso, eh? Sì. Sì, magari sistemiamo qualcosa. Sì, giusto, 40-50 righe. Esatto. Comunque bene, dai, direi bene. Quindi lei viene, cosa fa? Viene con sua moglie? No, si tomato, bagno da solo, robe che a ciappasono attacca a russare, non siete più niente, nessuno ragazzi, oh! Ecco, assessore, questi sono i moduli per la privacy. Mi Senz'altro. serve una firma. Ah, devi mettere nome e cognome. Ah, senz'altro. Ma Pronti neanche a qua. firma sa cosa significa. Ah, complimenti per la penna, però. Visto che là. robetta? Sì. Vabbè, sta qua che sei multicolor, dentro ha anche l'evidenziatore, matita, righello, tutto. e scrive sotto acqua. Sì. Sul serio? Ah, non gli crede mica. Sta appena qua scrive sotto acqua. Ma va. ma va. Voluto vedere? Vorrei vedere sì. Ma che- Hai visto? Hai capito? E scrive sotto acqua, no? sì, ma sei una barzelletta. Dai, con scritto sotto acqua. Quello appena che scrive sotto acqua, hai capito?